Schiacciata tra due camion, la gabbia di Lamiere non ha lasciato scampo a Michela Mezzetti, 61enne di Mira, vittima dello schianto tremendo avvenuto lungo la A4 all'altezza dello svincolo con la A13 tra Padova Est e Arino di Dolo in direzione Milano. La donna era alla guida di una Citroën Berlingo che è rimasta incastrata sotto un camion cisterna, coinvolto anche un altro mezzo pesante che ha tamponato l'auto. Quando sono arrivati i soccorsi, per la 61enne dipendente di un'azienda di prodotti ottici non c'era già più nulla da fare. Ferita la collega che era in auto con lei e l'autista del camion che ha tamponato la vettura. Illeso invece il conducente del tir cisterna. I feriti sono stati trasportati all'ospedale di Padova e di Dolo. Sul posto la polizia stradale di Padova per i rilievi e per cercare di ricostruire la dinamica del terribile schianto. I vigili del fuoco, arrivati da Padova e Venezia, hanno lavorato a lungo per rimuovere i mezzi coinvolti e liberare l'asfalto dalle lamiere. L'incidente è avvenuto intorno alle 8 di mattina, orario di punta del traffico, ha provocato lunghissime code anche fino a 12 km. Il tratto autostradale in direzione Milano è stato anche chiuso per consentire l'atterraggio dell'elicottero del SUEM che ha trasportato un ferito a Padova. La viabilità è ripresa regolare solo in tarda mattinata.